Si svolgerà a Ribera, città natia dell'onorevole Carmelo Pace, eletto nella lista della Democrazia Cristiana, la prima festa dell'amicizia che cara fu un tempo ai tanti democratici cristiani dell'epoca. Carmelo Pace lo ha comunicato nel corso della riunione, che ha visto l'adesione del parlamentare regionale Carmelo Pullara al partito dello scudo crociato. La prima festa nazionale dell'amicizia si svolgerà proprio nella nostra provincia nei giorni che vanno dal 29-30 settembre al 1 ottobre prossimi, previsti tavoli tematici su Agrigento capitale della cultura, momenti di confronto, anche una fiera, prevista anche la partecipazione del cantante Edoardo Bennato. Tornerà, per i più giovani non sanno cos'è stata la festa dell'amicizia, tornerà la festa dell'amicizia e siccome me la sono cercata, il segretario nazionale mi dice tu l'hai voluta e tu diciamo. E quindi la prima festa dell'amicizia nazionale si farà in provincia d'Agrigento e si farà a Ribera. Guarda caso, guarda caso, Si farà il 29 settembre, il 30 settembre e il 1 ottobre. Ci saranno tavoli tematici, alcuni curati dai giovani, altri sulle attività produttive. Ci sarà un tavolo su Agrigento. Ce ne sarà uno curato dalle donne, io Agrigento, città della cultura. Ci sono anche momenti di goliardia, c'è una fiera, abbiamo preso già l'artista principale perché per il riberese sanno che mi piace organizzare feste, quindi non posso esimermi. E chi è? Ci sono 3 serate, il cantante che verrà la giornata più importante che è il sabato è Edoardo Bennato. Un giorno credi di essere giusto.